Amici di Directa Sport, un buon pomeriggio da Andrea Collu e benvenuti allo stadio Salvatore Marongiu di Tiesi. Prima giornata di ritorno del girone B di promozione, si affrontano Tiesi e Coghinas. Palla che torna in possesso del numero 4 Canu, attenzione ora al cross di Trogu per Foddai, il palo clamoroso di Oscar Foddai, attenzione perché l'azione prosegue col tentativo a rete di Budroni, palla murata, gioca corta per Figueiras, palla sul destro. Ora sul sinistro Figueiras va a cercare il secondo palo, lo stacco di Trogu che impegna Carbonara, costretto ad alzarla sopra la traversa. Media clamorosa del giocatore argentino, la palla al centro dell'area, messa fuori da Canu, poi il tiro in porta tentato da Criado. Da dietro invece partono Colombo e Budroni. Palla è proprio sul secondo palo ed è Colombo a impattare. La rincorsa di Mateucci, palla al centro, la deviazione, la rete del Coghinas. Squadra di Paolo Congiu che dunque trova il vantaggio al 41esimo minuto. Dalla bandierina pronto col mancino Ruben Figueiras. Tanta densità in area, la palla che batte sul palo. Poi c'è stato l'ultimo tocco di un giocatore del Coghinas e allora resta lì il Tiesi, la rimessa a cercare Foddai che la fa passare, poi la mette dentro a cercare Alonso, palla respinta, ancora Foddai dentro, palla che resta lì, attenzione Alonso non riesce a deviarla. E allora rimessa laterale in zona d'attacco per i neroverdi, ancora Cano a intercettare, poi Mandras direttamente al centro dell'area per il colpo di testa di Victor Alonso che firma il pari per il Tiesi. Grandissimo stacco dell'attaccante spagnolo. Si prepara a rimettere in gioco ancora Mandras. Va a lungo al centro dell'area. La spizzata. Occhio ad Alonso dentro per Trogu. 1-2 terribile del Tiesi che in pochi minuti la ribalta completamente. 2-1 la firma di Trogu. Il rinvio lungo di Olianas nel cuore dell'area a cercare Foddai. Palla che resta lì. Attenzione. Lotta Alonso, la palla resta lì ancora, poi doppio rimpallo, attenzione al tocco e la palla che esce di un soffio al lato, ci aveva provato ancora Victor Alonso. Occhio a Mateucci, poi Radovanovic può aprire sulla sinistra dove c'è Ruiu, servito in questo momento, arriva il cross per Mateucci, la deviazione, la palla che termina fuori. Va dentro Fiorentino, il colpo di testa di Budroni, palla che arriva verso la zona di fondo campo, poi il tentativo di stacco da parte di Radovanovic che ha cercato il primo palo, prova a farsi vedere Mateucci sul lato sinistro, palla un po' corta, arriva l'anticipo di Trogu, attenzione al break del Tiesi, palla dentro per Figueiras che passa, Figueiras, attenzione entra in area il 10, prova a calciare, la risposta col piede di Carbonara che dice no. Oggiano prova a girarsi, Oggiano riesce ad andare via, attenzione Oggiano prepara il cross che è basso, palla messa fuori, occhio a Mateucci, va a calciare, palla fuori e finisce qui, la vince il Tiesi, 2-1 in rimonta